Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale con Zingaro Gad che rientra a Zastavadaghi, poi Amelipan avanti a Boreagal ed Asia LL, mentre tra i penalizzati Aaron Del Ronco precede Bluff dei Greppi. Sbaglia Amelipan. Numero 2 Amelipan E così rimane in seconda squalificato. posizione Zastavadaghi dopo 200 metri in 15,3. Zingaro Gad si allunga al comando su Zastavadaghi, Boreagal, Asia LL, Aaron Del Ronco e Bluff dei Greppi. Si va a completare così il primo quarto di gara con Zingaro Gad che conduce 39 per i primi 400 metri, Zingaro, Zastava, Borea, quindi Asia, Aaron e Bluff. Fila indiana rotta da Aaron Del Ronco che muove subito all'esterno sul primo rallentamento, si porta in scia Bluff dei Greppi, 47,5 per i primi 600 metri di corsa. Zingaro Gad in vantaggio, Aaron Del Ronco che risale allo scoperto e spesa quasi zero si riporta al Salchi del battistrada che ha fatto una frazione ancora molto tranquilla, 33 per questi 400 metri. Si viaggia sul piede dell'1,20 scarso al chilometro con Zingaro Gad che conduce Aaron Del Ronco al suo esterno, poi Zastavadaghi in coppia con Bluff dei Greppi, ancora Boreagal a precedere Asia LL. La metà gara se ne va in 1,19,6. Zingaro Gad all'avanguardia, Aaron Del Ronco al suo esterno, Zastavadaghi allo steccato, con accanto sempre Bluff dei Greppi. A un giro dalla conclusione si inizia ad accelerare, una frazione sotto al 15 davanti alle tribune, 1,34,3 i primi 1200 metri di corsa, con Zingaro che allunga in maniera ora decisa, Aaron Del Ronco che non ne perde il contatto, Bluff dei Greppi sempre lì in attesa in seconda pariglia, Zastavadaghi che ha perso qualcosina allo steccato, un 14,9 per la curva di destra. Zingaro Gad stappato, prova a scappare da Aaron Del Ronco, viene stappato a sua volta per stargli dietro a 400 dalla conclusione, 2,3,5 per il miglio, Bluff dei Greppi che si muove in mezzo alla pista, Zingaro Gad in vantaggio, Aaron Del Ronco che lo fila, poi Bluff dei Greppi ritorna di fuori, Aaron Del Ronco in anticipo su Bluff, la piegata conclusiva passata in 14,9, Zingaro Gad in vantaggio, Aaron Del Ronco e Bluff dei Greppi che provano ad arrivare a centropista, è in vantaggio Zingaro, attacca Bluff, sbaglia Aaron Del Ronco, Zingaro Gad e Bluff dei Greppi fin sul palo ed è foto strettissima tra Bluff dei Greppi e Zingaro Gad. Al terzo finisce forte Boreagal. Bisogna andare dal giudice d'arrivo con Zingaro Gad che ha stretto i denti nel finale per respingere Bluff dei Greppi. Due sono arrivati molto vicini, Bluff si è avvicinato nel finale, 29,7 la chiusa, 1,17 il ragguaglio cronometrico. Bisogna andare necessariamente dal giudice d'arrivo perché sono inseparabili Bluff dei Greppi e Zingaro Gad. Vediamo se le immagini ci danno una mano. Eccoli piombare simultaneamente sul palo, la foto è micidiale. Bisogna andare dal giudice d'arrivo con Zingaro Gad allo steccato e Bluff dei Greppi al largo che l'ha coperto ma forse non battuto.